Una buonasera, lo vedete alle mie spalle, questo è il parco festeggiamenti di Bueris dove si terrà la 48esima edizione della Fiesta dei Cross, ma questa è anche l'opportunità per parlare di un argomento che è di grande attualità. Si parlerà di apicoltura e come salvaguardare questo bene della natura, a che punto siamo, e parleremo ovviamente di miele. Io vorrei andare un attimo da Roberto Gerussi, al quale do la buonasera, anche se lui mi diceva prima che lui da sempre dice buongiorno e a lui piace dire buongiorno. Allora, questa è un po' la festa, l'edizione della ripartenza. Sì, dopo 2 anni ripartiamo, siamo già a fare i lavori per la nuova partenza e abbiamo pensato quest'anno di unirci a questa associazione di apicoltori e fare questo evento. Ecco. Senti, si parlerà anche di c'è un convegno, quando? Il 10 luglio alle 10:30 ci sarà un convegno con degli esperti apistici che dopo parleranno loro. E noi facciamo solo la cornice e noi siamo qui, ecco. Allora vedremo che sono stati coinvolti anche i bambini con i disegni ai quali è stato chiesto di rappresentare che cosa pensano delle api e soprattutto, e qua andremo indietro nel tempo, tanto tempo fa, e lì andremo da tuo zio che ci parlerà di un lavoro che è stato fatto con i ragazzini ai quali è stato chiesto di che cosa hai paura, ma poi andremo avanti. Jerry, prima di andare da questo atletico signore, perché ci parla anche di qualcosa di sportivo, perché le rane e Bueris? Perché la zona è palustre, una volta qui i nostri nonni, i nostri vecchi si nutrivano anche di rane, hanno incominciato a fare questa manifestazione più o meno 51 anni fa, però dopo terremoti, Covid, siamo arrivati alla 48esima edizione e la rana è rimasta sempre il nostro prodotto tipico e vogliamo continuare che sia ancora per un paio di anni. Ecco. Senti, le rane da dove arrivano? Quest'anno dalla Thailandia. È difficile reperirle? Quest'anno moltissimo, perché non si sa il perché, ma anche le rane hanno avuto i loro problemi di reperibilità, costi spaventosi, però combattiamo e teniamo duro e continuiamo a fare la nostra sagra. Ecco, una sagra che significa anche fare gruppo. Vi ho visti nella fase di preparazione, ci sono tante persone che lavorano, grandi e piccini. Sì, siamo circa dagli 80 alle 90 persone che ruotiamo sempre a fare qualcosa, a darci una mano, e dopo cerchiamo sempre di fare gruppo. Il sabato ci troviamo qui, le sere, appena finito, tavolata grande, si mangia, si beve, cerchiamo di fare il possibile per tenere vicino il più possibile il paese. Ecco. Allora, presentami tu l'uomo atletico. Questo qui è Nicola Silveri, che è responsabile della marcia longa, lui insieme ad Alessandro Di Giusto, esatto. Però adesso oggi non c'è, che è in giro. Adesso... Silveri, che cosa combinerete? Allora, io sono, come diceva Jerry, Roberto, sono responsabile della marcia, io ed Alessandro, e niente, la nostra marcia verrà fatta il 3 luglio, sul territorio di Bueris, appunto, sulle nostre campagne, nei boschi. Ci sono vari percorsi dai 2,5, 6, 12 e 18, quindi per tutte le persone, per tutti gli atleti, non atleti, si riesce a camminare, a correre. È un po' l'atteggiamento che c'è in occasione della festa delle castagne, dove ci sono vari percorsi, esatto, di diverse lunghezze. Esatto, è così. Sì, perché bisogna, come si dice, bisogna dare la possibilità a tutte le persone di partecipare. Quindi noi vogliamo diversificare i percorsi appunto per quello. C'è anche un percorso da 2,5 km per le famiglie con i passeggini, con persone con disabilità, che si estende tutto su asfalto, quindi è molto semplice, però è bello come diceva Roberto, aggregarsi, quindi cercare di stare tutti uniti, e questa cosa unisce tutti.
quelli con problemi, chi non ha problemi, atleti, non atleti, anziani, giovani, cerchiamo di diversificare l'età e così. Ecco, questo è un altro modo per avvicinare le persone della zona e non alla natura, no? E quindi Esatto. ci avviciniamo un'altra volta all'argomento api. Sì, esatto. Infatti, come dicevo, la marcia sarà sul territorio di Bueris e comuni limitrofi, perché ovviamente non riusciamo col nostro territorio a coprire così tanti chilometri. Però sì, attraversa il bosco appunto che abbiamo, la nostra pineta, dove ci sono anche caprioli, qualche cinghiale hanno visto, e comunque insetti dove gli apicoltori hanno messo le arnie per raccogliere il miele. E poi andremo a vedere appunto le arnie, ci sposteremo nella zona di Artegna. Io vorrei andare da Giuseppe, dov'è Giuseppe? Da Giuseppe che arriva con il suo quartetto. Ringrazio gli amici di Bueris che vi hanno portato qua, così almeno conosciamo anche delle persone nuove. Voi arrivate da? Monfalcone, abbiamo la base lì. Intanto buonasera a tutti e niente, siamo un gruppo d'ottoni ad assetto variabile, diciamo così. Possiamo presentarci in quartetto, quartetto e organo, quintetto e quant'altro in base ai programmi, alle esigenze, alle varie situazioni insomma dove è richiesta la nostra partecipazione. Dimmi allora, quartetto? Quartetto di ottoni, il nome Variabile. assetto variabile, sì. Mi piace questo termine, quindi vuol dire che siete flessibili. Sì, esatto, e in base, ripeto, ai programmi che dobbiamo eseguire, insomma, ecco. Cosa ci fate sentire? Adesso vi facciamo sentire un brano rinascimentale di Tilman Susato, composto nel 1500. E allora sentiamo, il vostro gruppo ha un nome? Sì, Sound Brass Ensemble. Prego. Beh, questo è un dono che il buon Gerussi e tutta la comunità di Bueris hanno voluto fare a Telefriuli. Beh, devo dire che mi avete entusiasmato. Bene. Ma quant'è che praticate questa? È un'arte? Beh, certo, c'è dietro veramente tanto studio, tutti abbiamo fatto il conservatorio, fra 2 anni sarà 50 anni che suono, per cui... Hai iniziato che eri ancora nella culla tu. Anche prima, per cui, scherzo, è una grande passione, poi è un modo per stare insieme, soprattutto in questi periodi così dove la società anche si sgrega, diciamo così, la musica aggrega, per cui è molto bello, stiamo insieme, è molto bello, tutti quanti alla loro esperienza. Senti, presentameli. Allora, Andrea è anche l'arrangiatore del gruppo, Lorenzo e Max. Di dove sono le creature? Allora, lui è di Villesse come Max e lui è di Vivaro, mentre io vengo da San Canzian di Sonzo dove c'è la nostra sede. Abbiamo tanta Gorizia e anche un po' di Pordenone. Certamente, certamente. Allora io direi che possiamo andare con un brano e chiudiamo con voi. Adesso cosa sentiamo? Grazie, lo decidiamo adesso. Facciamo il blues, ragazzi. Facciamo un blues appartenente alla tradizione ovviamente americana.
dove possiamo far sentire delle sfumature, diciamo così, particolari. Adesso lo tiriamo fuori. Royal Garden Blues. Molto bene, noi su queste note ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi ripartiamo con Rocco Burtone, così si dice quanto si è emozionato sentendo questi 4 fiati, e poi continuiamo a parlare di api qui da Bueris. Seconda parte dello scrigno, allora vi dicevo appunto di una presenza che ha a che fare molto con la musica e con la cultura. Rocco Burtone, buonasera. Buonasera. Senti, che cosa succede fra qualche giorno in giro per il Friuli grazie alla tua iniziativa? Allora, questa iniziativa si chiama La storia che non c'è, che raccoglie scrittori, raccoglie musicisti in serate all'aperto, naturalmente sperando che non piova, ma comunque non viene annullato, si fa al chiuso in caso di maltempo, e queste serate vedono, faccio un riassunto, allora vedono un conduttore, 2 scrittori che cominciano a dialogare fra di loro. Il conduttore porta un titolo, se fossimo a Bueris il titolo potrebbe essere La rana che attraversa lo stagno. I 2 scrittori devono cominciare a dialogare col pubblico e a dialogare fra di loro, cercando di costruire un racconto sulla rana che attraversa lo stagno. Oltretutto, il titolo richiama un po' Omero, la batracomiomachia, eccetera, eccetera, e andiamo avanti così per mezz'ora.
Finita la prima mezz'ora, i due scrittori vanno dietro il palco, vanno in un'osteria, sarebbe meglio, a bere qualcosa e a scrivere il loro racconto che dovranno improvvisare lì al momento. Subito dopo, mentre loro sono lì che scrivono, un gruppo musicale comincia a suonare per circa 40 minuti. Finiti i 40 minuti, tornano sul palco e non sto a dirvi quello che accade dopo perché saranno cose anche un po' improvvisate. Sappiate che comunque è un premio letterario perché questi racconti alla fine verranno dati ad una giuria, ci sarà un vincitore. Le date sono, intanto presento le prime due date, il 2 luglio siamo a Flaibano, il 7 luglio siamo a Spilimbergo, ma continueremo tutto luglio, finiremo a settembre, quindi questa manifestazione comprende un po' tutta l'estate. Si chiama? Piacere Rocco Burtone. Paroni, sì, salve. Prego. La storia che non c'è, perché la storia nasce sul palco, quindi la costruiamo noi dal palco e c'è da dire che adesso facciamo anche, per esempio sono riuscito a portare sul palco nel primo appuntamento Paolo Monsanghini, che è il vice direttore del Messaggero Veneto e che è uno scrittore che ha fatto 2 libri molto ironici, molto divertenti, affiancato da Antonella Favaro, che invece è una scrittrice legata molto alla storia del territorio, legata molto ai monumenti, per cui questi contrasti secondo me creeranno delle situazioni frizzanti, belle, insomma, e poi non si sa bene come finisce la rana, perché nella storia che Omero scrisse dà una mano a un topo per raggiungere la riva opposta. Andatevelo a cercare, casomai leggete anche Leopardi che ne ha fatto una cosina molto carina e molto simpatica. Leopardi non viene però. È impegnato? No, allora Leopardi no, vive a Recanati e quindi è un po' distante, non abbiamo alberghi a disposizione in quel periodo. Grazie Rocco. No, grazie a voi. Allora, andiamo da questo signore che tra l'altro è reduce da una lunga camminata, caro presidente dell'associazione Ape Carnica. Intanto dobbiamo... Friulana, ovviamente. Quando nasce questa associazione? Questa associazione nasce da un'idea e da un'intuizione degli apicoltori più esperti già nel 2012, ufficializzata nel 2013. Quindi questa associazione esiste e lavora da 10 anni. Ecco, di che cosa ha bisogno questa associazione? Dobbiamo dire che sono aperte c'è la possibilità anche di iscriversi, no? Certamente, noi auspichiamo che particolarmente i giovani vengano a trovarci e si partecipano ai nostri lavori, perché la nostra associazione si occupa di salvaguardia degli insetti impollinatori. L'ape è naturalmente un insetto che è strettamente legato al territorio, se non altro per la nutrizione, quindi le api di un territorio non sono le stesse api di un altro territorio, ma poi la nostra iniziativa più importante è quella di divulgare questa importanza degli insetti e del territorio per la vita di tutti gli uomini. Ecco, Presidente, ma il miele? Noi siamo abituati a vedere il vasetto, lo compriamo ed è finita là. Che percorso c'è prima di arrivare a quel nettare? Beh, prima di tutto c'è un percorso di cura della famiglia alveare, perché se le api non sono in forma ovviamente non riescono a lavorare in maniera produttiva e interessante per le aziende. Poi ci vorrebbe una grande attenzione per il territorio che invece in questi anni è strettamente sotto pressione, no? Noi abbiamo le coltivazioni intensive, quindi per gli insetti sono deserti gli ettari di coltivazione, monoflora. E poi ci vuole tanto lavoro perché anche le api hanno i loro parassiti, bisogna seguirle con attenzione, bisogna stare attenti alla pulizia e quando tutto questo dovesse aver funzionato bisogna portare i melari, riportare i melari, pulire, disopercolare, centrifugare il miele, lasciarlo maturare, è un lavoro lungo e anche abbastanza duro. Quant'è che si produce il miele in Friuli? Da quanti anni? Io credo che il miele sia stato prodotto in Friuli già dai tempi dell'antichità. Non dimentichiamo che il 20 maggio, che è la giornata dedicata alle api, è stato scelto perché è la data di nascita di Anton Janša, che è stato il primo apicoltore sloveno, ma non molto lontano da qui, che ha regolamentato l'apicoltura e ha portato l'apicoltura verso un concetto razionale.
E quindi voglio dire, l'apicoltura, sono stati trovati resti di alveari già anche nell'antico Egitto, quindi le api e l'uomo sono in simbiosi. Alessandro, ci spostiamo un attimo verso questo tavolo e ti chiedo, ci sono due cose che ti chiedo di commentarmi. Questo che cos'è? Questa è un'iniziativa che abbiamo lanciato lo scorso anno perché anche il lavoro della nostra associazione è purtroppo stato fortemente condizionato dalla Covid, no? Dalla pandemia. E quindi noi abbiamo un po' perso il contatto con i nostri associati perché non c'era l'opportunità di incontrarci, di organizzare eventi, cosa che invece noi ogni anno facciamo. Ogni anno organizziamo un convegno e invitiamo esperti da tutta l'Italia. E allora in occasione della pandemia cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, se non possiamo curare le persone, curiamo l'ambiente. Abbiamo lanciato una ricerca, abbiamo studiato un mix di sementi che potessero essere interessanti per le api e gli insetti impollinatori, abbiamo acquisito quasi 220 kg di queste sementi distribuite fra i nostri soci, abbiamo piantato quasi 40 ettari di fioriture e poi 800 bustine di queste le abbiamo preparate e siamo andati a regalarle ai bambini delle scuole elementari di alcuni comuni, fra cui anche quelle di Magnano in Riviera. Però l'iniziativa, le idee nascono, no, dalla collettività, quindi fra soci è nata l'idea di farci restituire dai bambini un loro pensiero. E dopo la dottoressa Comuzzo magari ci racconterà l'esperienza con i bambini, ma noi abbiamo avuto indietro, in cambio dei semi, tutti i pensieri dei bambini e sono esposti dopo nella mostra e vi assicuro che è un qualche cosa di toccante, di intimo, di coinvolgente. Direi che noi adulti dovremmo imparare molto dai bambini, dalla loro sensibilità e dalla loro capacità di affrontare temi nuovi che invece per noi sono difficilissimi. Allora, grazie Alessandro, ma tanto tu rimani con noi. Volevo il signor Goi, che ringrazio, che so che aveva un impegno e si è fermato da queste parti. Al signor Goi, buonasera a lei, venga da questa parte. Mi può raccontare che cosa sono? Adesso guardando così dovrebbe essere un alveare naturale in un cesto creato dall'uomo praticamente. Lì le api hanno costruito i favi a loro piacimento all'interno di un contenitore. Ecco. Quello che era, si può dire, l'apicoltura arcaica, ecco, questo qua è praticamente la loro struttura. Senta, Goi, con un cognome così lei non può essere che di Gemona. Sì, certamente. Ma le api cambiano casa? Le api, bisogna partire un po' da quello che è stata l'apicoltura che era 50 anni fa, un po' quella, era un'apicoltura basata sulla detenzione degli alveari più che sull'allevamento delle api. Ecco. Per cui gli apicoltori di una volta erano abituati a dare loro una casetta praticamente che si chiama alveare, a fare delle semplici operazioni con delle basi teoriche che erano limitate alla raccolta del miele, alla copertura degli alveari in autunno e alla raccolta degli sciami naturali che venivano. Insomma. Quando ha cominciato questa attività lei? Io da bambino sono nato in una famiglia di apicoltori, per cui ho tutta la vita che faccio l'apicoltore. Ecco. E le difficoltà quali sono? Le difficoltà, adesso l'apicoltura è completamente cambiata, adesso praticamente da detentori, semplici detentori di alveari si è diventati degli allevatori di api, per cui allevatori di api adesso si usano dei metodi molto più scientifici anche praticamente in conseguenza di tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi anni. Insomma. Quanti tipi di miele produce? Sostanzialmente 4 tipi di miele, insomma, va dalla caccia al castagno, tiglio e un millefiori. Ecco, queste sono le produzioni più o meno della zona. Ecco, prima il Presidente parlava dei ragazzi, le api spiegate ai bambini. Sì. Le api possono fare anche un po' di paura. Sì. Questa paura come viene eliminata, diluita? I bambini sono molto interessati alla vita delle api perché sostanzialmente l'ape rappresenta un po' anche quello che è la sentinella di tutto un ambiente al giorno d'oggi, no? Per cui spiegando bene loro come funziona tutto il sistema alveare si appassionano e sono molto interessati a questo tipo di allevamento. Ecco. Grazie Goi, grazie per la pazienza. Allora, Fieste dei Croz, 48esima festa qui a Bueris, c'è un convegno e vi ricordo la possibilità di iscrivervi all'associazione Ape, l'associazione friulana Ape Carnica. Lo vedete questo signore? Questo signore sa far benissimo da mangiare, però ce lo spiegherà
dopo la pubblicità, cosa dici? Certamente. E come promesso, terza parte, vista l'ora che non è tarda, a quest'ora le persone forse hanno appena finito di mangiare, Pino, dobbiamo partire da questo, uno dei tre piatti è l'unico che verrà presentato alla sagra. Faremo una serata anche sì, di rane fritte, è una serata, diciamo, loro dicono dello chef, e ho voluto presentare delle rane con dello speck, marinate con della birra, rosmarino, fatte sulla griglia con un po' di miele di acacia. Quindi ecco, vedete che torniamo all'argomento della serata. Tutte e tre di miele. Dopo, visto che abbiamo il signor Claudio qua che è appassionato delle api, ho voluto presentare anche due piatti a base di miele. Abbiamo dei filettini di maiale, come li fate? Con succo d'arancia, succo di limone, con delle bucce tagliate fine fine e una bella affare di miele di millefiori. E questo è il secondo piatto per omaggio a Claudio e a tutti gli apicoltori. Dopo del formaggio della zona con un po' abbiamo del Montasio, è un altro tipo di formaggio sempre della zona, di latteria, e del gorgonzola piccante con dei griglie di pistacchi, con dell'uva che stacca un po' il gusto, e del miele sempre di millefiori. Senti, il miele ben si abbina sempre alla pietanza in cucina? Beh, non del tutto, non del tutto. Ci sono dei piatti specifici, cioè dopo sta lo chef saper abbinare. Tipo qui, tanto per dire, che c'è il limone e il succo d'arancia, che sono un po' asprette, con il miele un po' dolce, diciamo, che stacca un po', no? Senti, poi ci saranno anche delle sarde, è stato un esperimento nei giorni scorsi. Sì, abbiamo delle sarde da proporre durante la sagra anche, dove abbiamo anche dei calamari fritti che sono ottimi, e delle sardelle quest'anno che non abbiamo mai fatto, veramente buone. Senti, ma le tue origini dove portano? Le mie origini sono sulla zona di Palermo. I tuoi menù sono esplosivi praticamente. Io non sono bravissimo, sì, io non sono un cuoco, mi diletto, mi arrangio, ho avuto sempre la passione. E continua a dilettarti Con perché... mia mamma che era bravissima a fare da mangiare anche, e ho continuato la tradizione. Se posso aggiungere, abbiamo anche il frico, che lo facciamo qui le nostre signore. Quindi viene fatto... Col frico è friabile, col formaggio Montasio, che è buonissimo. Come si chiama questo signore? Io lo chiamo lo zio, perché è lo zio di Gerussi. Sì, signore Claudio Burin si chiama lui. Claudio Burin? Sì. Che rapporto avete? Vi conoscete da tanti anni? Sì, da quando io sono qui da Tarcento, dal 79 in pratica. Perché noi prima facevo parte della caserma Cavarzerani, durante nel 76 c'è stata la ristrutturazione, 75 la nuova ristrutturazione dell'esercito, ci hanno mandato nella caserma di Tricesimo, E quindi... dopo col terremoto a Tarcento, e lì ormai sono 50 anni che sto qui in Friuli. Grazie Pino. Allora Claudio, il tuo rapporto con le api? È una droga. Chi si avvicina a questo mondo rimane colpito in maniera incredibile. Avverto tutti i giovani che chi si avvicina veramente è contagioso il problema. Profumi, la vita delle api, come mantenerle in vita, è tutto il discorso, diciamo, che c'è dietro. E gli apicoltori che hai vicino, perché c'è uno scambio di opinioni, c'è proprio una bella associazione che invito tutti, tra l'altro, a iscriversi alla nostra associazione. Che si chiama? Ape Carnica Friulana, ma faremo, se siamo in più, cose da grandi veramente, perché già in pochi facciamo belle cose, in più. Ecco, dicevi prima che c'è questo rapporto quasi intimo con l'ape. Sì. Chi è che ti ha avvicinato a questo modo? Tuo padre, tuo nonno? Veramente ho iniziato da piccolo da solo, cercando di farmi con una scatola da scarpe un primo alveare, e andavo con un bicchiere a raccogliere le api dai fiori, no?
le mettevo nella scatoletta, però ogni volta che aprivo la scatoletta le api scappavano, però qualcuno mi pungeva e le punture d'api sui palmi delle mani sono dolorose. Quindi piangevo, arrivavo a casa con la mano gonfia e anche le prendevo perché non era... Sore, tu chiappavi. Ora che mi avevo imbeccata, anche li schiappavi. E si vede che il veleno è entrato in Venice e da lì sono partito dall'80, sono partito con questa avventura e non riesco a smettere. Neanche questo signore che si chiama? Sempre Claudio. Claudio. Gli apicoltori sono tutti C'è un'inflazione. Senti, anche per te quasi una sostanza stupefacente l'apicoltura. Il mio è un esempio di uno che delle api non sapeva niente. Il miele sapevo che era dolce, fatto dalle api. Avevo ancora quell'idea antica che il miele cristallizzato era un miele adulterato fatto con lo zucchero, che c'era questa idea una volta che girava. E l'incontro è stato nel 1980, per puro caso. Stavo girando nei boschi, ho visto un apicoltore che guardava un alveare senza maschera, senza niente. Mi sono avvicinato e forse la fortuna è stata che non mi hanno punto, abbiamo guardato questo alveare tranquillamente e da lì è nata così la curiosità all'inizio. Quindi ho seguito dei corsi con il consorzio di allora, dei corsi di base di apicoltura, mi sono letto dei libri e è iniziata la passione che poi nel 1990 si è trasformata in attività vera e propria. Senti Claudio, mi sembra di capire che fare l'apicoltore è un mestiere di fatica. Questo un po' incarna il carattere dei friulani, o sbaglio? Perché sentivamo prima lo zio dire mi hanno punto, sono arrivato a casa, le ho prese e evidentemente quel veleno mi è entrato nel sangue. Sì, non è un lavoro bello, romantico come magari in certi libri si legge, c'è anche la parte faticosa chiaramente. Se poi lo facciamo come professione, quindi spostiamo gli alveari da una fioritura all'altra, se bisogna togliere, mettere i melari, poi metterli non è un grande problema perché sono vuoti, ma quando si tolgono pieni, sperando che siano sempre pieni, la fatica c'è, insomma, e poi c'è tutto il lavoro di seguire gli alveari con tutte le problematiche che purtroppo ci sono al giorno d'oggi, che comunque impegnano molto, insomma. Quante volte sei stato punto? Ma non è mai contato, non c'è una misura, insomma, ormai la punture non ci faccio caso, insomma, ecco, succede ogni tanto, ma non mi creano nessun problema, neanche gonfiore più. Ecco, senti, che poi comunque andremo a mostrarli, andremo in un apiario, le api cosa non sopportano? Oddio, ci vuole un po' di delicatezza, cioè intanto bisognerebbe cominciare naturalmente nei limiti del possibile e in base all'attività che uno fa, a scegliere le giornate anche giuste, insomma, no? Se tu vai in una giornata di brutto tempo che minaccia pioggia eccetera, forse sono un po' irrequiete, magari ti saltano anche addosso. E poi un po' di delicatezza nel manovrarle, cioè non devi dare scossoni ai telaini quando li visiti, quelle cose sono cose molto semplici, insomma. Quante arni hai? Oltre 1 migliaio. Sì, adesso cominciano a pesare anche perché è difficile trovare un po' di manodopera che ti dia una mano, insomma. Sono praticamente 42 anni che faccio l'apicoltore, e di cui 32 per professione. Grazie. Prego. Allora andiamo ancora con un brano del nostro quartetto che arriva da Isontino Pordenonese, andiamo con un brano di Astor Piazzolla, che lo stesso Astor ha dedicato a suo padre, Adios Nonino.
Grazie a questo quartetto noi adesso andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo al chiuso perché vogliamo mostrarvi che cosa hanno preparato e come rappresentano il loro rapporto con le api più piccoli. Quarta parte dello scrigno, siamo entrati in uno dei luoghi che saranno protagonisti sì della festa dei Cross, ma di questa attività di promozione appunto per spingere sull'argomento apicoltura. Presidente, vorrei tornare da te, questo nome dove c'è friulano e ape carnica, perché? Perché in Italia le sottospecie di api che sono presenti sono 4. L'ape ligustica, tipicamente italiana, l'ape sicula, che come dice il nome è tipica della Sicilia, e l'introgressione delle sottospecie mellifera in Piemonte e Liguria e della carnica in Friuli. Perché? Perché in Slovenia e in Carinzia c'è l'ape carnica, mentre in Italia l'ape ligustica, quindi la nostra è un territorio tipicamente di sovrapposizione di queste due sottospecie. È importante l'ecotipo locale, no, di questa mix carnica ligustica perché è l'ecotipo che è ambientato nel nostro territorio e quindi è l'ape che nel nostro territorio ha meno bisogno di cure per avere comunque una produzione interessante per chi lo fa di mestiere e anche per la salute delle api stesse. Quindi è importante quel friulana perché non è l'ape carnica, non è l'ape ligustica, è l'ape carnica friulana. Cristina Comuzzo, la salutiamo, ha un abbassamento di voce ma cercheremo di agevolarla. Allora dottoressa, intanto qui abbiamo dei pannelli che ci portano alla scuola primaria di Moruzzo, alla scuola primaria di Tavagnacco, la scuola primaria ovviamente di Magnano in Riviera e poi abbiamo ancora la scuola di Moruzzo. Che cosa sono questi lavori? Come ha accennato già prima Alessandro, abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole in questo progetto della diffusione dell'importanza di prendersi cura delle api e quindi abbiamo fatto degli interventi a cui ho partecipato anch'io con molto piacere perché credo profondamente nell'educazione, se vogliamo far crescere le nuove generazioni con certi concetti così importanti come la tutela della biodiversità. E andando a raccontare a loro brevemente il nostro progetto e lasciando loro in dono i semi, abbiamo voluto chiedere un feedback e questi sono stati i loro risultati, ovvero una risposta a quella che è stata l'esperienza vissuta, seppur breve, insieme a noi. Ecco, noi venga Comuzzo, qui abbiamo così li mostriamo, qui c'è invece la scuola primaria di Tavagnacco. Come si fa a far passare un po' la paura ai bambini delle api? Allora sicuramente alla domanda chi ha paura delle api c'è sempre qualche mano alzata, devo dire la verità, non molte. La paura è appunto perché o sono stati punti o hanno paura di essere punti. E quindi andando a trattare concetti come l'importanza della loro tutela e del territorio in cui i bambini stessi si trovano a vivere, no? Loro vengono responsabilizzati nel prendersi cura del territorio e dare una mano alle api se le fanno amiche, tant'è che poi nei disegni emerge proprio la loro volontà di proteggerle, quindi il risultato in termini comunicativi è stato direi raggiunto e anche con grande soddisfazione. Ecco, lei fa la guida naturalistica? Sì, collaboro con il Parco delle Prealpi Giulie da un po' di tempo e proprio attraverso il parco sono entrata in contatto con l'associazione con cui abbiamo realizzato diverse iniziative. La difficoltà quando si parla di concetti che comunque non sono semplici è scegliere il modo, no? Come si fanno a raggiungere i bambini così piccoli di questa età, fascia primaria, renderli partecipi, no? Renderli protagonisti di un qualcosa. E allora si crea questo collegamento con loro e si sentono importanti e si sentono soprattutto di far parte di un qualcosa. Ecco, e le visite, quando lei accompagna grandi e più piccoli, come vengono articolate?
Nel caso delle scuole può esserci una formula, diciamo, mista, in cui c'è un intervento in classe, una presentazione di quello che è il progetto o l'argomento e poi magari un'escursione che può essere vicino alla scuola, quindi un'esplorazione di quello che è il proprio territorio, che spesso non è ben conosciuto, pur essendo piccolo, no? Magari, oppure proprio un'escursione sui territori del parco e quindi di un'area naturale protetta, facendo passare il messaggio della tutela. Ecco, io mi avvicino, questa è la scuola primaria di Magnano in Riviera, classi prima, quarta e quinta, tra i tanti messaggi, salvare le api dalle persone che le uccidono. Anche i più piccoli hanno capito che questi sono insetti che sono in pericolo. Esattamente, si è passato loro questo messaggio che le api purtroppo non stanno così bene e quindi per aiutarle si può fare delle cose anche molto semplici, no? Da qui proprio l'idea di regalare loro questa bustina di semi per cercare di dargli una mano, insomma, a stare un pochino meglio di come stanno adesso. Ecco, i pensieri dei bambini sono quelli probabilmente più liberi, più spontanei, meno condizionati e vedete che c'è qualche bambino che ha dato precedenza alla scrittura, altri più che altro al disegno e ai colori e qui vediamo si abbina l'ape col polline. Esattamente, perché nel poco tempo a disposizione abbiamo cercato di trasmettere loro delle informazioni anche su quella che è la vita dell'ape e sui prodotti che loro possono donare, in questo caso regalare a noi, e anche sull'importanza che svolgono come insetti impollinatori. Si dice loro che se le api dovessero sparire non ci sarebbe realmente più vita sul pianeta ed è così e loro hanno appreso appieno il concetto. Qui abbiamo la scuola primaria di Moruzzo e queste sono delle arnie. Vieni Cristina, che cosa, se me le puoi spiegare, raccontare? Anche questo viene spiegato ai bambini. Questo viene spiegato ai bambini quando si ha a disposizione più tempo. L'anno scorso infatti con la scuola primaria, con la scuola dell'infanzia di Resia, insieme proprio al presidente, si è potuto far vedere di cosa si serve l'apicoltore per la raccolta appunto dei prodotti che le api sono in grado di darci, di regalarci. E quindi dalle arnie alla varia strumentazione che gli apicoltori utilizzano, dando loro la possibilità anche di vedere metodi diversi, perché ovviamente ogni apicoltore poi sviluppa una propria tecnica e una propria sensibilità. Grazie dottoressa, la voce piano piano, grazie, è piano piano tornata. E vi dicevo prima dello zio, dov'è lo zio, che ci deve spiegare questi lavori che si portano indietro di quanti anni? Allora, nel 2003 a Bueris hanno fatto un'estate ragazzi e non c'era materiale, non sapevano come gestire, diciamo, la parte ludica dei bambini. E io ho proposto, avevo le arnie da tinteggiare, quindi ho dato il colore e il tema ai bambini. Ho detto sulla facciata dell'arnia dipingete le vostre paure. E qui si notano le paure dei bambini del 2003. Vorrei sapere adesso, nel 2022, se questi bambini hanno ancora queste. Infatti abbiamo incontrato nei giorni scorsi una bambina che non è più una bambina e si ricordava molto bene le sue paure. Allora io vorrei andare da questa parte, Angelo venga da questa parte, se si posiziona lì. Senti zio, che cos'è questo? Qua si va al miele. No, allora, che cosa succede con quell'aggeggio? Questo qui è uno smielatore antico che forse Comaro, adesso non sapeva dire a che anno risale. Questo qui è un vecchio smielatore. Vecchio smielatore? Sì, aspetta che ti faccio vedere com'era dentro. Venivano messi i favi in verticale e con la manovella girata la corda faceva girare la puleggia, questo qui girava velocemente e sulle pareti scendeva il miele. Da questa parte si raccoglieva ed era uno smielatore
già all'avanguardia all'epoca. Scusa, è in ottimo stato. Sì, è mantenuto bene. Dov'è Angelo? Angelo, buonasera, come sta? Oh, bene. Senti, qui tu di miele ne sai e come, mi dicono. Mica tanto, eh. Io sono l'ultimo arrivato e ho fatto tutto un altro mestiere, sono andato in pensione e ho avuto la fortuna di incontrare questi esperti che mi hanno insegnato. E l'unico contatto che io ho avuto, mi ricordo di un anziano vicino a casa che accendeva un sigaro e andava a lavorare nell'apiario senza nessun'altra protezione. Quando un'ape si posava nelle mani, la prendeva, la metteva sotto il cappello e la liberava, no? E mi ha incuriosito sempre questo modo di fare, diciamo, non tanto l'individuo, ma le api. Come mai? E allora ho cercato di capire e ho capito che l'alveare è molto strano. Noi conosciamo il miele, la forma dell'ape, all'Università di Udine sono molto profondi in questo, ma l'umore dell'alveare nessuno l'ha spiegato. E com'è l'umore dell'alveare? Quello è il bello. Non l'ho trovato in nessun posto, anche in Slovenia o in Austria il problema resta perché l'ape ha comportamenti veramente strani. Noi pensiamo di conoscere, invece non conosciamo niente, anzi, e lo conferma il mio amico il più esperto, che ci sono giornate dove non si può andare a lavorare nell'apiario e negli altri giorni dove si va tranquillamente, no? Per cui questo fenomeno è tutto da scoprire. Angelo, noi ci fermiamo, andiamo in pausa e torniamo qui con la quinta parte. Allora, Angelo Cossa, nella pubblicità le chiedevo quanti anni ha, lei mi ha detto 5, 5 sono gli alveari che gestisce, e di anni quanti ne ha? 87. Come si fa ad essere così in salute a quest'età? Beh, aver fortuna e dopo avere amici come questi. Senta, questo che cos'è? Questo è la descrizione di questa suor Gigliola del convento di Artemis, la quale gestisce circa 200 alveari. La signora che porta le vesti. Sì, quindi può telefonare, chiederle, che è molto gentile e ci tiene anche a... Senta, che miele produce la suora? Beh, lì Artemis e miele come acacia? noi, no? Sì, miele di acacia? Un po' di tutto. Ho capito. Senta, e lei pensa di aumentare il numero di alveari? No, a me non mi interessa il miele, lo faccio per me. Mi interessa mantenere gli amici. Che la circondano. Lo spirito di amicizia, il modo di fare e via discorrendo. Quanto miele produce lei all'anno? Ma io produco 60-70 kg all'anno. Perché? Perché io, non avendo interesse, cerco di lasciare molto miele alle api. Cioè loro miele. Grazie Angelo. Io devo andare da Claudio Comaro, lo conosce? Dov'è Comaro? Stava facendo da gobbo, vede, stava facendo il suggeritore. Il maestro Comaro. Allora, tutti riferimento a Comaro. Beh, una bella frase.
Vuol dire che sei un esempio, Comaro. Beh, è un onore, detto dell'amico 87enne, che farei film anch'io, arrivare a 87 in forma come lo è lui. Ecco. Senti, volevo chiederti, partiamo da quell'aggeggio lì, che ci spiega un po' qual è stata l'evoluzione da quegli alveari sino ai giorni nostri. Forse più che altro sarebbe meglio cominciare da quelli. Abbiamo mostrato prima, Sì, quelli di tronco, questi qua sono i primi alveari che venivano utilizzati in forma razionale, che sarebbero questi a cassetto, così si chiama sistema orizzontale. Poi dal bugno che raccoglie dall'anfora, dalla secchiera per la raccolta delle sciame, arriviamo all'arnia Schniedersitz, che è un'arnia, questa qua che abbiamo sulla destra, che è del 1800. La Schniedersitz è più che altro un'arnia utilizzata nel mondo sloveno, perché avendo poca produzione cercavano di compattare, tenere calde le famiglie tutte strette, e poi anche andavano bene per il trasporto, per il nomadismo. E poi, adesso Gerussi ci ha portato i primi bugni, ecco. In pratica i primi allevamenti li abbiamo nei tronchi, prima nei tronchi e poi successivamente in legno fatte artigianalmente. Questi qua sono tutte attrezzature che noi abbiamo come ricordi in azienda, che gentilmente ce li hanno omaggiati i vari conoscenti apicoltori che conosciamo in Italia e all'estero. Claudio, dove stavano meglio le api? Qui stavano meglio o stavano meglio qui? Più che altro le api stanno bene dove loro si insediano. Non è che la location sia diversa. Il problema importante è l'ambiente in cui vivono, che è diverso. E questo ci pesa, ci ha pesato parecchi anni a questa parte. Negli ultimi 15 anni hanno pesato parecchio l'ambiente, i trattamenti, le morie. Purtroppo abbiamo dovuto patire per tanti anni il problema. Ecco, senti, di fatto abbiamo qualcuno che ci copia? Ci sono i cinesi che producono quello che definiscono miele, ma miele non è. Lasciamo perdere, è un argomento che non ci tocca, non è possibile, è immaginabile che fino a 15 anni fa i più grandi esportatori di miele a livello mondiale erano gli argentini, ed era miele. In 15 anni a questa parte i più grandi esportatori sono i cinesi, però vedo per televisione, geo e non geo, che le impollinazioni ai frutteti in Cina vengono fatte dagli uomini con cotton fioc. Alle altre non mi quadra di scheda, ecco. Ecco, Comaro, là volevo arrivare. Ecco, è qualcosa che non quadra. Purtroppo loro, per dire il vero, cioè nelle ricerche, fa sì che loro sono più avanti dei nostri organi di controllo o delle strumentazioni che fanno a controllare. Pertanto purtroppo siamo in questa situazione. Però l'importante è che il consumatore deve fa per l'apicoltore italiano ed europeo verificare l'origine. Quando prende un vasetto di miele deve vedere l'origine del miele. L'origine è nazionale o europeo, però attenzione, dove c'è la descrizione miscela di mieli UE e non UE non è chiaro. Deve essere l'origine miele prodotto in Serbia, miele prodotto in Italia, miele prodotto in Ungheria. Le miscele ci danno qualcosa di dubbio. È per quello che noi ci battiamo, e anche e soprattutto anche l'associazione La Pecanica fa sì che questo avvenga in maniera di utilizzare anche la nostra ape autoctona canica, che è un'influenza tra la ligustica, che viene dall'Italia, e la canica che viene dal nord.
Grazie a Claudio Comaro. Gerussi, poi andremo a sentire un brano del quartetto. Dobbiamo salutare e ringraziare qualcuno per l'organizzazione appunto della festa e non solo. Sì, tutti i signori che hanno pitturato la struttura qua, e i nostri sponsor, il signor Comaro, Meluzzi Roberto e tutti quelli che hanno aiutato per allestire qui, ecco. Quando è il convegno? Il 10 luglio alle 10:30 di mattina. Quindi ricordatevi, prendetevi nota per capire di più come vive e come sta evolvendo la vita delle api in Friuli, e vi ricordo di iscrivervi all'associazione, se no lo zio ci grida. L'associazione per l'ape carnica friulana. Ricordate, perché se no Alessandro ha spiegato prima, l'uomo che probabilmente adesso è più puro, Alessandro, perché è appena rientrato dal cammino di Santiago de Compostela, 800 chilometri. Doveva espiare qualche peccato? Dobbiamo chiederglielo a lui. Chissà, rimarremo nel... Ride però. Allora, e ricordiamo ovviamente, Nicola, lo facciamo ancora una volta, la marcia. Io sì, vi aspetto tutti il 3 luglio, domenica, per la marcia, e tutti carichi, pronti per una bella passeggiata nel nostro territorio. Come ci si iscrive? Ci si iscrive qua alla partenza. Bueris. A Bueris, sì. Oppure se sono gruppi tramite l'email di Bueris. Quindi andate a cercarla, quindi c'è tempo per farlo. Noi adesso andiamo dal quartetto perché ci vuole far sentire un brano che è roba loro, se non mi sbaglio, vero? Esattamente, è un brano scritto da Andrea Bonaldo e se volete può spiegarlo lui, magari... Un altro momento perché dobbiamo correre. Ci dispiace, ma ve lo facciamo sentire. Fandango di Andrea Bonaldo. Molto bene.
Applaudono i nostri ospiti, noi adesso andiamo in pubblicità e dall'area festeggiamenti di Bueris, ve lo ricordo, annotatevelo, saranno 3 fine settimana piuttosto intensi, c'è un convegno dedicato all'apicoltura, iscrivetevi all'associazione per l'ape carnica friulana, perché sennò l'uomo di Santiago mi tira le orecchie, quindi adesso ci spostiamo, andiamo all'apiario. Sesta parte dello scrigno che iniziamo in maniera piuttosto originale, soprattutto per il mio abbigliamento che piace tanto, lo soprannomeremo lo svizzero Bassi per la sua puntualità. E Alessandro, allora ci diamo del tu sei il vicepresidente dell'associazione, ricordiamo? Sì. Come si chiama l'associazione? Per l'ape carnica friulana. Ok, quindi il presidente così non è contabile. Penso che abbiamo detto 12 volte, quindi penso che i nostri telespettatori l'abbiano capito. Dove siamo in questo momento? Qui siamo ad Artegna, in un bel luogo naturale. Ecco, l'occhio di Bassi e non solo è caduto su questo impiantino, che serve a che cosa? Serve ad alimentare tutta una strumentazione di monitoraggio che è applicata a queste arnie, perché questo è un apiario di osservazione, di ricerca. E quindi vengono evidentemente trasmesse delle informazioni. Esattamente, temperatura, umidità, radiazione luminosa e pressione atmosferica su ogni alveare e nell'ambiente. Ecco, io ho questa protezione, voi no, ma perché io sono più cattivo di voi e quindi sono più a rischio, Presidente? Perché noi e le api ci conosciamo. È meglio essere più diffidenti. Adesso che cosa farete? Apriremo un alveare e così esamineremo alcuni favi con le api e durante la visita anche potremo aggiungere dei dettagli alle osservazioni che facciamo regolarmente e che qui il Presidente e con Claudio Borin veramente fanno con cadenza regolare e con estrema profondità. Alessandro, dobbiamo dire un dettaglio che dicevi prima dell'inizio di questa ultima parte dello scrigno, la temperatura. Quando non cambia? No, noi abbiamo potuto osservare che le api sono in grado di mantenere una temperatura costante durante ogni condizione climatica, durante il giorno e la notte. Quando c'è la covata, 32 gradi dentro l'arnia sono costanti. Il grafico è una linea orizzontale. E quindi procediamo. È veramente come un animale a sangue caldo, con una temperatura veramente costante. Quindi quanti api ci saranno là dentro, Alessandro? Circa 50-60 mila in stagione. Durante l'inverno il numero può scendere intorno ai 20.000 esemplari. Anche meno, diciamo. Sì, anche meno, sì. In questo momento che cosa nebulizzi? Acqua è un macerato di erbe che serve a dire alle api: guardate che adesso noi faremo un po' di lavoro e quindi no, aspetta, cominciamo dal diaframma. Cominciamo dall'esterno. Una delle attenzioni che bisogna avere quando si guardano le api è quella di non strisciare i telai fra di loro, perché questa operazione irrita molto le api e quindi diventano ovviamente più aggressive. Se invece si fanno le cose con calma, con attenzione, rispettando l'animale, l'animale non reagisce malamente. Però bisogna dire anche che sono femmine, a volte sono lunatiche. Sì, questo è vero. Quindi in questo caso abbiamo a che fare con delle api femmine. Dentro un alveare il 90% degli esemplari sono femmine. Una sola è capace di riprodursi, che è la regina, e poi c'è una quantità variabile durante tutta la stagione di maschi, fuchi, che servono soltanto ad aiutare le api a regolare la temperatura e l'umidità dell'alveare e servono ovviamente nel momento della fecondazione perché sono necessari perché le regine possano diventare feconde, no? Ecco, siccome Bassi non è coraggioso, io a questo punto così in presa diretta scatto delle foto, visto che ho questa posizione così privilegiata, guardate. Ecco, qui noi possiamo osservare ad esempio subito una cosa, no? Questa è covata maschile
e la si vede perché è molto più prominente rispetto alla covata femminile, che è più piccola e più contenuta. Nel telaio precedente c'era la covata a livello di uova. E qui eccolo qua, questa è quella femminile. Questo è polline, bisognerebbe che l'operatore riuscisse, e se no andiamo là col telaio. Andiamo là col telaio, perché così facciamo provare l'emozione al buon Bassi. Va bene così. Mantiene le distanze Bassi oggi. In che condizioni è questo telaio? Questo telaio è ricco di polline, è uno dei telai diciamo più esterni, e comunque anche quello più esterno di prima era provvisto di covata, quindi la famiglia è in una bella situazione di ricambio di popolazione e di buon vigore. Il polline veramente, la riserva così di polline promette molto bene, perché è una sostanza veramente essenziale per le api. Allora io direi che possiamo risistemare il telaio, e io mi sposto di qualche metro, caro Bassi, e andiamo a gustarci ancora un brano del nostro quartetto. Avete capito che continuiamo a parlare di api. Alla fine di questa trasmissione donerò allo svizzero Bassi questo catafalco, quindi noi andiamo con un brano, pensate, presentarlo così lo chiamavano Trinità. Bene, è stata un'esecuzione esemplare nel bosco qui di Artegna. Adesso noi ci spostiamo e andiamo a chiudere vicino alle nostre amiche api. E ci siamo riavvicinati alle arnie. Vicepresidente, cosa dobbiamo capire ancora? Oltre alle osservazioni interne, ci sono anche delle osservazioni esterne molto interessanti. Per esempio l'esame del cassetto sottostante, che ci può dire
diverse cose, sia nell'andamento stagionale, sia nella situazione dei parassiti che si trovano all'interno dell'alveare, così come la gabbia underbasket, cioè la gabbia sottostante all'uscita, è una gabbia che trattiene le api che muoiono, che se no vengono allontanate dall'alveare, e ci dà, come dire, un'idea di quelle che sono le mortalità, che siano naturali oppure che siano un po' straordinarie, quindi ci dobbiamo porre le domande. A che punto siamo? Ha già verificato? Sì, qui abbiamo fatto delle verifiche, adesso sono ricollocate, pulite, però appunto vengono fatte veramente con cadenza regolare. Ecco, se vogliamo aggiungere ancora qualcosa poi andiamo a chiudere, sì, l'importanza... Che queste osservazioni ci danno modo di capire quanto l'alveare sia un elemento non competitivo nella natura, ma sia un elemento sinergico, un qualcosa che noi come società umana penso che dovremmo veramente valutare e considerare, visto che a volte gli atteggiamenti umani sono molto più competitivi e sopraffacenti che non invece collaborativi e sinergici. Allora adesso noi ci spostiamo di qualche metro e ci salutiamo anche per questa sera. Bene, stiamo per chiudere, vi ricordo l'appuntamento a Bueris di Magnano in Riviera con un convegno che avrà un ospite, un relatore di tutto riguardo, Giuseppe Morosin, che è uno dei luminari a livello nazionale del mondo dell'apicoltura, quindi vi invito a partecipare a questa attività convegnistica. Gerussi, all'interno di questa attività convegnistica c'è un evento che si sviluppa su 3 fine settimana. Sì, la nostra sagra delle rane che comincia il 25 giugno e andrà a finire il 10 di luglio e qui proporremo tutti i nostri piatti, le nostre pietanze tipiche con eventi e tantissime cose e cerchiamo di essere sempre un po' più, come si può dire, positivi e cerchiamo di migliorarci sempre in tutti i campi. Ecco. Quindi rane e api, quindi di fatto le rane sono presenti in questa zona ormai con una festa che ha toccato quota 48 e questa è anche l'opportunità, vuole essere la festa di Bueris, una cassa di risonanza per parlare di api e vi ricordo di iscrivervi all'associazione Apistica Ape Carnica Friulana. Ecco, penso che voi andate a dormire con questa cosa, quindi memorizzate bene, il nostro Bassi li sta inquadrando, sono stati i protagonisti di questa puntata dello Scrigno totalmente dedicata appunto a tutto quello che è ape e ovviamente abbiamo fatto tanti riferimenti a quello che succederà fra qualche giorno a Bueris di Magnano in Riviera. Non mi resta che ringraziare il nostro svizzero Paolo Bassi, alla prossima e arrivederci con lo Scrigno dai boschi, in questo caso siamo ad Artegna e lo vedete, questo è un apiario con circa 16-17 arnie dove si fa ricerca nella tradizione. Arrivederci. Arrivederci.